E Wayu! Ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi per la prima volta con Fuse a Roma. Sì! Allora ragazzi, siamo venuti qui per fare alcuni contenuti con Federico Marconi, che vedrete presto in questo video perché lui è attualmente impegnato a trovare parcheggio a Roma. Noi non so come, l'abbiamo già trovato e stiamo registrando quest'altro vlog per farvi vedere un po' le bellezze di Roma insieme. Per mangiare, mangeremo non so ancora cosa. Sì, come insieme. Mangeremo non so ancora cosa, speriamo qualcosa di buono ci sta portando Federico, speriamo che paga anche lui perché comunque per venire qua è stato dispendioso insomma il viaggio, possiamo dire, e quindi non abbiamo più monies. E quindi niente, vai, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, arriviamo a 50.000 e niente, godetevi questo vlog in giro per Roma. Sì. Allora ragazzi, il posto che ci ha consigliato Federico è questo qua, Minduio, infatti sì, infatti lo vedete lì giù, eccolo lì, vediamo se lo riconoscete. Vediamolo. Vabbè, mica sta vestito male. Ah, sta vestito male? Sì, secondo me per i miei standard sì. Allora ragazzi, lui è Federico Marconi, non so se l'avete mai visto su YouTube. Buongiorno, come andiamo? Ah, non mi possono rispondere. Ma cosa ci portiamo a mangiare? Vedete, la cosa è più importante. Volevo portarvi a mangiare la carbonara a casa mia, ma casa mia è molto distante, quindi pensavo di mangiarcela in un ristorante, ma sono le 4. E quindi ci attacchiamo al cazzo, cioè mangiamo qualsiasi cosa, tipo andiamo... salumeria. O salumeria o panini, che cosa? Io non ho provato. Uniamo le due cose. Ah, ok, facciamo... Facciamo salumi nel panino in sé. Ma scusa, dall'altra? Com'è il suo mi hanno detto buono. Perché si mangiano i panini qua? Ma panini, cioè, che tipo di panino? Vieni. Ok, entriamo, non mi piace, esco un'altra volta. Ma andremo dentro? Sì, direi di sì. Questa è una rapina. Allora, questi sono i tipi di panini. A me, sinceramente, mi arrapa quello in sé. Quello con la cipolla però pure è bello. Però sì una cosa, guarda il primo proprio. Il silano? Il sì. Bene. Ah, no, insomma. Che bei momenti, mi sento arricchito. Vabbè, voglio, mo decido e vi faccio vedere quello che ci mangiamo. Non ti chiedo qual è il più buono perché ci diresti tutti. Ti chiedo tu quale prenderesti. Bisignano? Ma Minduio cosa significa? Minduio è praticamente un gioco sulla parola Minduia. Ci hanno fatto il nome di Minduio. Ah, ok. È forte quindi, tutto Sì. No, soltanto 3 panini su 12 sono piccanti. Ecco, pure il mio è piccante, Se ti chiedo Minduio o con Sadivicci, che mi dici? Io ti dico Minduio. Allora, quindi Minduio. Allora, io ho deciso il mi sbaglio. Allora, il Minduio è piccante. Il secondo piccante? Ok, godo. Terzo? Marrava. Ok, mi arrapo io perché prendo il mi sbaglio. Mi sballo lui e io devo decidere. Allora, io sono intollerante al lattosio, quindi ci tolgo il caciocavallo sicuramente da dentro. E quale mi consigli tra gli altri? Secondo me o il misbunno, frate, con l'uovo. Misbunno è tutto doppio, con hamburger. Vai, mi sbunno. Godo. Federico dovresti offrire tu in realtà. Dovrei offrire io se avessi i soldi, ma la YouTuber League mi spiega. Sì. Ah, signori, si mangia. Allora, io alla fine ho preso il misbunno con le patate e... Fai molto brutto. il misbunno. Sì. Tu invece alla fine... Minduio. Quindi ognuno di noi si fa qualcosa. Soffia. Tu invece mi scotto, insomma. Vai, dedicatemi un morso, vedete voi che fa. Brindo a voi. Ciao ragazzi. Vai Ok. alla Roma YouTube che vincerà. Certo. Tutto, non solo questa partita. Todos. Comunque non vedo l'ora perché comunque c'ha un bel aspetto. E io guarda, questa è la mia alimentazione pre-Roma Napoli. Attenzione comunque dentro la birra ti ho messo. C'hai sputato dentro? No, un po' di urina. Ah, ok, allora va bene. Allora, chi mangia prima? Allora, signore, Federico sta insaponando. Eh sì, sto mostrando a tutti la mia emozione. Ma un panino, cioè, nessuno mangia, e sta mangiando io. Vado io? Un morso, che sai? Io ho quel vizio brutto. Ma voi, sto curioso. In questi casi mangiate prima patatine o panino? Perché In realtà lo dici a chi già ha mangiato una patatina. O meglio, la seconda. dentro c'è tutto. Altre patatine tra l'altro. Vai Fede, vai. Ah, Federico, faccio sapere con me. Meglio un panino. Da Minduio. Una Volevo dire. Oppure Raga, è piccante. una Sì. lasagna. È piccante. La lasagna dipende dai giorni. dalle città. E dipende se è viva. Se muore. O in carne d'osso. Guarda qua è mio. Non capisco, non mi ricordo sta salsa qua che cos'è. Ma questo è il caciocavallo. Come Fede? Pensavo fosse meno piccante, ma mi piace il piccante. Ah. Infatti Mi ha sorpreso quanto è rosso. Guarda qua. Cioè non mi sei rotto il dente, non è sangue. No, questi Infatti. questi si chiamano Minduio, è normale. Duio. Anduio, sì, è forte.
Buono. Quindi ottima scelta. Ok, voglio. Mo vado io. Dentro già ci stanno le patatine. No, almeno no. Ora sì. Ma io allora a me è quello più gonfio, cioè impazza 15 euro sulla lì. Non lo so se si vede dal video, spero di sì. Buono. Ma è buono, pure il pane, soffice e olio. Perché è soffice. È olio, va bene. Ma parlo un ballato. Io pure qua, guarda. Mi ha fottuto una patata. No, non sto funzionando, proprio gonfio. Bello. Fatemi mangiare le patatine mentre ti mangi il panino, è tipo il Mac. Che pure col Mac lo faccio, mangio le patatine mentre non so se tiene senso. Noi piacciamo, noi diciamo. Sono fregato in sé. Aiuto, guardate qua che mi sono conservato per voi, per farvi venire quanta più fame possibile. Ma giovani, papà la capa e bomba. Vedi, contro la Roma, gol di testa. Ah, la testa così? Di sole. Bravo, ben più. E che rimane sporco. Anche al pugnetto. Bell'uomo però, eh? Sì. Mentre mastica col baffo. Io vi faccio sapere com'è l'acqua, aspetta. Un'acqua che ti è costata 5. No, era tipo il... come si chiama? Quello dell'ospedale che mette la siringa dentro. No, parla qui lui, 5 euro. Sta qui, ma diventi più forte, vedi? La flebba, ma... Il suo sorriso è quello che mi ha fatto innamorare. Mi sento esperto incomodo, mi sento davvero esperto incomodo. No, non ti preoccupare, c'è un posto dentro al culo per oh giù aspetta, magari qua mannaggia. Facci, ma devi fare tutti i pali. La 5 euro la rete, Buono però, onesto, buonissimo. mi sono fatto veramente buono. Buono il tipo di pane e poi dentro a me era tutto doppio. Cioè pure il prezzo, era 27 euro per 15. Tutto doppio, pure commento tutto primo piano, zoom, la prendi. Bellissimo. La prendi brucchio tutto in casa. Oh, apri la bocca un attimo. Questa è la ZTL di prima, vedi? Io che comunque stropiccerò la Roma in sé. E anche Fede. Parla. Poi vediamo, noi abbiamo uno che loro non hanno. Cioè che voi non avete. Sequel. Cioè pure noi abbiamo uno che voi non avete. Fuse Gamer. Io lo prenderei, giocherebbe titolare alla Roma. È che andiamo perché giochiamo sulla stessa fascia, non va bene. Ma io mi sacrificherei, andrei a destra per favorire Fuse. Questa cosa mi sballerebbe. Chi tenta qua con la faccia? Io ho visto dietro le quinte mentre cercavi la parola. Via Raperebbe era ancora più bello. Cosa? Via Raperebbe era ancora più bello. Cazzo è bello. Era troppo a destra, stava così. Oh. Il mio povero coraggio. Questo è uno dei momenti peggiori per dire non ridere. Perché non aiuta. Fra basta, pensa a ZTL prima. Ecco, vedi? Lasciamo che andiamo via di niente. Al massimo. Pago io. Al massimo te la faccio spedire. A casa tutto questo. Un momento in cui Arbitrino veniva mandato a cagare. Aspetta, non si vede. Nello specifico da Zacchegno. Si evince benissimo. È vero, cazzo, Zacchegno sta chiaramente mandando a È fanculo. vero. È così, è così. Noi gli arbitri Li appoggiamo. li appoggiamo. Non vi dico dove, ma li appoggiamo. Era in te stesso. Ho capito. Come un brivido felino. Tu che mi vuoi? Aiuto. Finisce qui questo vlog, questa mangiata a Roma. Uno dei locali secondo me più in di Roma, perché a parte abbiamo pagato abbastanza. E a 7 euro un panino. I 20 euro tutte cose. patate. Sì, con le patate e la Coca-Cola. Vabbè, comunque in ogni caso siamo divertiti. Se vi è piaciuto il video e volete altri vlog, non solo a Napoli, ma come vedete anche in giro per l'Italia, lasciate un bel mi piace, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!